Buon pomeriggio signori, eccoci tornati su Round 2 Total War. Allora ragazzi, ho avuto modo di riflettere un po' su questa partita nelle vacanze e penso che così non può andare avanti, nel senso dobbiamo darci una svegliata. Dobbiamo darci una svegliata e quindi intendo proprio giocare in una maniera completamente differente. Siccome il nostro problema sono i soldi, a sto giro cercheremo di impostare una partita più sul saccheggio, in modo tale che saccheggiando io riesca a recuperare tanti soldi e a far danni ai nostri nemici. Penso che sia la scelta giusta. Vedremo se alla lunga questo riuscirà a darci un po' di respiro nella partita, perché adesso come adesso non siamo messi bene. Cioè, diciamolo ragazzi, non riusciamo a espanderci, siamo bloccati prima a sud e adesso ad est e dobbiamo cercare di uscire più velocemente fuori da questa situazione. Anche perché i nostri nemici, vedete quanti sono, non vogliono minimamente allearsi con noi. Vediamo se i Volgi magari vogliono commerciare. Niente, va bene. Ok ragazzi, cominciamo. Allora, mi piacerebbe molto andare a saccheggiare tutte queste coste ehm, cartaginesi, moltissimo. Il problema è che qui continuano gli assalti, perciò dobbiamo giocarcela un po' in maniera un po' intelligente, ecco. Allora, mandiamo la nostra spia, visto che qui ferma a non fare una mazza sulle coste. Vediamo un po' qual è la situazione. Sicuramente non rosea. Sicuramente non rosea. Mandiamola via. Ok. Allora, questo esercito qua è il vero problema, nel senso che sono delle grandi... sono tanti uomini, ma sono fondamentalmente fermi qui in difesa. Penso che ne metterò un po' di meno e sposterò queste truppe su un esercito per fare l'esercito che andrà su queste coste. Quindi per ora lo lasciamo così perché dobbiamo mettermi in barca per questo esercito qua. Intanto ne avevo creato un altro qui di difesa, esatto, della città e vabbè, dobbiamo rientrare sia col porto sia con le strutture. Va bene, andiamo avanti allora a questo punto. Una mossa potrebbe essere quella di chiedere agli scordisci di... scusate, agli scordisci, a Massilia di unirsi a noi e di unirsi contro la guerra contro gli scordisci, in modo tale da avere degli alleati in più. Però non so se accetteranno. Una spia loro viene da noi. Cos'è successo? Gli è venuta una battuta. Bene, abbiamo anche il regno di Ordrisio che ci dichiara guerra. Perfetto. Perfetto, era in maniera ironica, ovviamente. Ecco, tentano l'assalto alla mia legione. Cercheremo di scappare a questo punto. Ah, non sono fortissimi, però il generale 3 stelle. Ci dichiarano guerra. Allora, provo a giocarla, voi probabilmente non la vedrete. Ciao ragazzi, ve la commento post editing perché pensavo di non farvela vedere, quindi non ho commentato nulla. Allora, ho messo tutti in un unico schieramento, come potete vedere dalle immagini, con dietro il generale. Dopodiché ho voluto giocare una partita abbastanza tendeista perché avevo un buon tiro, come vedete, però poi ho detto ok, però se li lascio agire troppo poi loro si metteranno nella formazione che vogliono. Allora ho iniziato ad attaccarli, ho mandato subito il fuoco contro una sola nave da tiro e poi ho utilizzato le altre per sfondare le prime linee. Allora, ho cercato di utilizzare quella più potente, che sono gli spadaccini romani e i legionari,
contro quelle più forti loro in modo tale da bilanciare la cosa, e poi sono andato all'attacco con tutto. Ho cercato poi in una fase di fare anche generale contro generale, non riuscendoci. Comunque, avendo tanti soldati di leva, probabilmente anche altamente addestrati, sono riuscito a tenere botta. E infatti adesso vedete come sta andando. Ecco, vedete c'è lo scontro tra navi. E poi sono stato anche abbastanza abile perché sono riuscito a fare, come vedete, più navi contro, cioè due navi contro una. E questo mi ha avvantaggiato molto perché sono riuscito a annichilire subito delle altre navi. Ecco qui lo scontro tra, tra gli spadaccini nostri e i loro. Ora mando all'attacco, come vi dicevo, il generale contro il loro generale, che era una nave fondamentalmente più forte. Però con la nave di lancieri vado a prendere le loro nave di tiratori, sia dal lato destro sia sul lato sinistro. Qui decido di invertire, poi all'ultimo continuo. Qua vedete i loro spadaccini vengono schiacciati dai nostri lancieri, che sono veramente forti. Allora ho deciso di mandare 3 navi contemporaneamente contro quella dell'ammiraglio. Intanto una nave loro si è sganciata, è completamente andata. E vabbè, insomma, poi mi rendo conto che potevo vincere la partita e quindi ho continuato a giocare di conseguenza. Devo dire che è stato un bello scontro navale, non pensavo che loro fossero così pippe. Per quello che mi davo già rassegnato, invece è andata bene. Bene, guardate che bello, ragazzi, mamma mia. Ecco qui delle bellissime immagini, tra l'altro, che potete vedere della battaglia, dello scontro. Qui ormai avevo praticamente vinto su tutta la linea, mi mancava solo l'unità del generale, che tra l'altro dava vittorioso. Qui ho fermato i veliti dall'abbordare perché non sono così forti nel corpo a corpo, ho deciso di spostarli indietro e lasciare andare le altre truppe che invece sono molto più potenti. E come vedete, quando iniziano a sbarcare anche i nostri contro la nave del generale loro, ci sale d'improvviso lo score, il trattino della battaglia. Vedrete adesso. Ecco qua. Vedete che è appena salito. I nostri poi dopo vanno all'attacco. Bene ragazzi, l'abbiamo vinta. Mettiamo modalità cinematografica. Spettacolare. Dai ragazzi. Forza, forza. Forza, forza, fatevi valere. Perfetto ragazzi, l'abbiamo vinta. No, continuiamola. Continuiamola perché li dobbiamo far fuori. Ok, abbiamo terminato la battaglia. Non l'avrei mai detto ragazzi, abbiamo vinto. Perfetto, affondata completamente tutta la flotta. Beh ragazzi, sono contentissimo. Sono contentissimo. Uccidiamo i prigionieri. No, rilasciamo i prigionieri perché dobbiamo prenderci i soldi. Allora, ti hanno intercettato. Allora, fa nulla ragazzi, tanto si sapeva che era persa. Giochiamo in modalità aggressiva. Va bene così. Non è il problema, l'importante è che ci siano questi ribelli anche per loro, che rimangano. Vediamo se... Sì, sono rimasti ma li hanno già sconfitti. Peccato. Ok, hanno tentato l'assalto, non ce l'hanno fatta, hanno fallito. Perfetto, ora li andiamo a sterminare questi. Intanto abbiamo Marsiglia che sembra proteggerci. Il problema mio sono questi pirati qua maledetti. Va bene, non c'è problema. Allora, assegnata mi dice... vabbè, questa potrebbe essere una buona cosa. Ok.
Quindi abbiamo reclutato un po' di unità, va bene, ok. Qui ragazzi, grande vittoria di Roma. Comunque. Non so se andare qua sotto e poi salire o provare ancora il mare, però io ho paura di questi. Magari questi no, però di questi qui che mi inseguono. Andiamo... Cerchiamo di rientrare. Magari se riuscissi a arrivare... Ecco, porca miseria. Niente, siamo ancora fermi qua. Io ho questa flotta con l'ammiraglio che va usata, ragazzi. Non possiamo tenerla qui ferma. Portiamola qui. Sperando che non ci siano nemici. No, non mi sembra. Questa poi la utilizzeremo per fare da scorta alla nostra nave. Questa qua, cioè alle nostre truppe che sono queste qui. Per adesso le lasciamo qui. Allora, quello che ci interessa a noi è andare a combattere qua. Ah beh, sono solo in 13. Dovremmo avere una facile vittoria. Ok, adesso li attacchiamo, però voglio prima vedere una cosa. Quanto denaro ho? Allora, cerchiamo di reclutare un po' di persone, perché qua ragazzi siamo messi male. A Roma sono già al massimo. Ah, campi di Marte li sto facendo. Va bene. Allora, cerchiamo di reclutare un po' di truppe. Ah, non posso più. Ho raggiunto il massimo. Non posso più reclutare persone. Ok. Se non i proletari, ma anche loro non sono messi bene. Va bene, per ora allora rimaniamo così, con un esercito di 8 che è comunque modesto, però unito con le truppe di guarnigione non è male. Allora, qui l'esercito... vediamo cosa posso reclutare. Mettiamo uno di questi. Abbiamo finito i soldi, va bene. Per ora, che adesso ne andiamo a fare un po' di soldi. Andiamo a attaccare. Perfetto, scappano. E noi li andiamo a inseguire. Ok. Allora, beh, qua sembra abbastanza semplice. Vediamo un attimo. 77, 78 se sto in protezione. Però ce la potremmo andare anche a giocare, ragazzi, perché sono 1, 2, 3, 4. Sono 4 veliti. Sono un po' pochi, dovremmo aumentare le armi da tiro. Qui sono solo 1, 2, 2 armi da 2 con le armi da tiro. Una cavalleria. Ah, aspettate un attimo, fatemi fare una cosa. Ah no, non posso, vabbè. Quindi 77% sarei buono. La mia cavalleria è piccola, non è grande. E non possiedo neanche troppi spadaccini forti. Cioè non quelli di Roma prettamente. Però tanti lancieri. Quindi più difensiva questo esercito più che attaccante. Però ragazzi guardate che generale ho. Mamma mia, mostruoso. No, andiamo a combatterla. Loro sono anche su una collina. Vabbè. Neanche proprio altissimi. Possiamo comunque fregarli. Io ho 2 cavallerie. Inizia lo schieramento. Ah ok, siamo un po' storti. Però anche loro lo sono. Bene. Allora, le 2 cavallerie le teniamo su questo lato. Le uniamo assieme e facciamo gruppo di selezione. Tutto l'impianto invece, da qua a qua, lo teniamo in formazione di gruppo e lo spostiamo di qua. Cercheremo di fare questo tragitto e prenderli da sopra, se riusciamo. Cerchiamo di avvicinarci per vedere. Eccoli. Che anche loro si stanno spostando, la cosa piace, ma fino a un certo punto. Cerchiamo di non farci prendere troppo dal lato. Ruotiamo pian piano e cerchiamo di andarla tutti assieme.
Siete ragazzi una volta a fare queste manovre con migliaia di uomini, quanto doveva essere difficile. Allora, i nostri veliti li mandiamo avanti. Gli altri rimangono indietro e mantengono la posizione. In modalità normale. Cavalleria la teniamo qua. Attenzione, ci sparano addosso. Andiamo avanti. Andiamo avanti con tutte queste. Ragazzi, correte però. Attenzione. Andiamo in avanti. Noi continuiamo a bombardarli. Andiamo un po' più indietro. Un po' più indietro. La cavalleria è pronta. Lo riportiamo avanti. Generale anche. Bene ragazzi, sotto, sotto. Questi li mettiamo di qua. Ok, fermi. Ricomponetevi, rifacciamo una linea. Scudi. Ok. Andiamo a prendere questi dal dietro. Voi portatevi in avanti, che adesso c'è da attaccare. Dividiamo l'attacco delle cavallerie. Iniziamo la manovra di accerchiamento. Ok, teniamo i veliti un attimo fermi. Ok. Risalite. Venite qua. Anzi. Qua. Ah. Sono spostati.
Fermi. Bene. Andiamo a crasharli. Andiamo a crashare questi se riusciamo. No, si sono ripresi. Torniamo indietro. Bene. Bene, dai ragazzi, seminiamo il panico. Dov'è la mia cavalleria? Qua. Perfetto. Torniamo con le frecce. E ci allontaniamo. Benissimo. Benissimo. Dai che li maciulliamo. Soldati, giratevi, andate di qua voi. Perfetto. Tutti qua. Voi qui. Voi avete finito le frecce, va bene, ok. Voi che siete lenti qua. Tutti gli altri. Bello. Contro, perfetto. Andiamo a prenderci questi. Anzi, andiamo a prenderci il generale. Qua. 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 Scendiamo col generale. Speriamo. Carichiamoci. Via. Contro questi. Dai dai ragazzi che li schiacciamo. No no, continuiamo Guardate ragazzi. Boom. Bellissimo. Spettacolare. Dai, date la caccia al generale ai suoi uomini. Ok, perfetto ragazzi, abbiamo vinto. 72 perdite, basta ragazzi. Madò. 72. Niente praticamente. Ah, forse quel simbolino lì vuol dire che sono autoctoni. Abbiamo massacrati ragazzi. Cioè, loro interi reparti hanno fatto 2 kill. Cioè, 0 kill ragazzi. 0. Cioè, 0 ragazzi. Guardate le nostre cavallerie 213 kill, 183 kill, madonna. Loro 0 ragazzi. La cosa bella è che questi qua hanno in gestione Cartagine. Quindi ottimo, fanno veramente schifo, quindi... Ci serve moneta, quindi li liberiamo. Perfetto, abbiamo anche guadagnato tanta esperienza. Interessante. Ce ne torniamo in mezzo alle due città. Vediamo se adesso ci danno la pace questi, oppure sono ancora più incazzati. No, niente.
Vabbè, ci ha provato. Allora, qua stiamo reclutando. Ne reclutiamo un altro. Sì, che riusciamo, perfetto. I soldi a nostra disposizione. Allora, chiedere a Massiglia di diventare... No, alleanza militare. No, vuoi chiedere a Massiglia di attaccare... partecipa alla guerra contro... Mi scordisci. E se io facessi partecipa alla guerra contro... contro i Veneti e ti scordisci? No, niente, non ci lasciano. Qui l'abbiamo fatta, va bene, ok. Per ora, ragazzi, il nemico è in ritirata. Qua siamo. Ok, stiamo facendo il doppio raccolto per avere più cibo e più soldi, se riusciamo. E poi mi dice di andare su una tecnologia di assedio. Wow. Torre mobile. Però ragazzi devo continuare di qua. Questa non sarebbe male. Anche questa. È qui che non ho sviluppato proprio niente. Magari proprio per questo, Magari proprio per questo che non sono fortissimo a livello militare. Potrei essere più potente. Però Grigentum mi dice che... Sa? Ah, non è disponibile questo edificio per la mia fazione, quindi devo modificarlo. Agrigentum. Ma lo potrei modificare a una banchina. Ok, va bene. Per ora stiamo così. Beneventum, Cosenzia. Cosenzia posso espandere la città. Va bene, adesso lo faremo ragazzi, prossimo giro. Va bene, andiamo avanti. Ma in questo momento mi sembra sguarnita Cartago. Ok. Ok, ci va a difendere la città, grazie. Oddio, questi ripartono. Oddio, questi ripartono, sono anche tanti. Ah, sapete che potrei effettivamente andare ad attaccare Cartago, perché non sono... Reclutiamo i pirati. Allora, diserzione. Ah, ok, stanno messi male. Loro dove vorranno andare? Andranno qua, ad Asculum, di sicuro. Qui intanto ad Arminium, non abbiamo ancora i campi di Marte. Ok, Asculum, quanto ha di difesa? 12. Però loro sono 20. Invece loro, cos'è? Loro, Brindisium ha molto di più, ha 17 di difesa. Allora, andiamo. Esatto, ma qua. Ok, potremmo... no, lasciamoli... Ah, cavoli, perché non riesco... Se recluto non riesco... Ah, no, non ce ne sono un po' qua. Ah, probabilmente prima avevo finito i soldi. Ok. 4 unità così belle piene. Ok. Questa la lasciamo così, tanto non dovrebbero esserci problemi. Cosenzia ancora aspettiamo a espanderla. Ok, questo è qui, perfetto.
Bene, andiamo a vedere un po'. Aspetta un attimo. Non sembra ci sia grande difesa, eh. Però con un solo esercito, a parte che non ci arrivo in un turno, poi con un solo esercito la vedo dura. Allora, no, le navi qua. Ah, non ho la protezione. O ce l'ho? No, non ce l'ho. Allora, aspetta. Che questi pirati sono 19. Qui quanto è di difesa? 17 di difesa. Sì, non saranno truppe scelte, però. Però almeno ci sono. Allora. Ci muoviamo. E qui andiamo a difenderle. Ok. Vanno in difesa. Questo rimane qui. Perfetto. Ragazzi, qui... Che ce la mandi buona. Perché questi chissà dove vanno a finire. Qua ho un po' di difesa adesso, perché comunque Arminium ne ha 12. 12 più 12 più 8 sono 20 di difesa, che è buono. Welcome. Speak. Aspettate, aspettate. Tutto quello che posso darti. Peace. No, però se io riuscissi... Io ti pago. Vediamo quanto... Vediamo. Welcome. Speak. Come on. Do not waste time, better spend it hunting. The gods. Ok, bene, dai. Abbiamo un'unità in meno, però almeno abbiamo fatto la pace. Ok. Adesso mi verrebbe da rinforzarle assieme. Almeno queste due. Va bene. Speriamo di aver fatto bene a lasciare Caralis così. Queste sono così deboli? Come mai? Questa con chi sono in guerra? Ah no, solo con noi. Guarda qua che ce n'è veramente poca. So che ci impiegano un casino arrivare qua sotto. Vabbè, comunque vediamo nel prossimo turno, dai. Tanto abbiamo negoziato la pace. Per mare i miei continuano a subire perdite, è incredibile. Cavoli, ho visto la flotta là sopra adesso. Speriamo bene. Bene. Ah, Atene, osti. Atene è stata presa dall'Epiro. È stata conquistata. Sembra che poi l'Epiro vada verso nord. Quindi abbiamo perso il commercio con Atene. Ok. It is a terrible thing to spread war across the world, but Contro I chi? beg you, attack these wretches. No. I wonder what
spia in grado aumentato. Ready for orders. Docking. Ok. Ready for orders. Wow, questo sarebbe un bel momento per attaccarli. O attaccare di qua. Andiamo a vedere un po' cosa succede. Però ci sono anche questi che difendono. No, non è fattibile andare a attaccarli adesso. Voi... 18 e 15. Allora ragazzi, proviamola a questo punto. Cosa bisogna fare? Allora, vediamo un attimo solo una cosa. Ok, quindi questi non possono arrivare ad attaccare qua. Ok, possono solo arrivare ad attaccare qui. Perfetto. E noi ci mettiamo nella città. Al minimo, perfetto. Così difendiamo ulteriormente Arminium con altri uomini di difesa. Ok. Lei è antagonista, agente, antagonista. Allora facciamo questa e questa. E questa qua. Ok, per la spia. Allora, qui non mi serve adesso, la spostiamo qua. Ok. Allora, per ora teniamoli così. Per ora. Che comunque ci sono qualche cosa di difesa. Allora, ragazzi, dobbiamo decidere qua cosa fare. O andiamo per mare. Perché qui è vulnerabile. Qui è assolutamente vulnerabile. E anche la stessa Cartagine. Se questa si spostasse, ci vorrebbe poco per prendere Cartagine. Che sarebbe poi l'obiettivo numero uno, perché dobbiamo far sì che non ci siano più queste unità qui in aiuto loro. Va bene, dai ragazzi, ci spostiamo verso Cartagine, ma ci spostiamo... Lui? Cosa è in grado di fare? Niente. At once. Non ci arriva. Loro potrebbero arrivarci. Ma potremmo fare un doppio attacco, ma Cartagine c'ha 18 uomini di scorta. Sono tanti. Allora, proviamo ragazzi, giochiamo aggressivo, eh. Giochiamo aggressivo. Speriamo di non fare una cavolata. As you command. Ok ragazzi, abbiamo lasciato le nostre posizioni per attaccare. Speriamo di non aver fatto una cavolata. Qua c'è la nostra flotta. Qui l'Italia è abbastanza sicura. Non è sicurissima, ma abbastanza sicura. Andiamo qua, che non capisco come mai sia così, va bene. E ci facciamo... questa. Andiamo avanti col turno. Incrociamo le dita ragazzi.
Rischiamo di perdere Agrigentum. Quanti sono? 1300, noi siamo a 1700 però, eh. Va bene ragazzi, ce la giochiamo al prossimo giro e grande puntata al prossimo, vediamo come va. Crociamo le dita. Speriamo bene. Forza Roma.